Stai cercando un itinerario emozionante da fare anche con le ciaspole? Sei nel posto giusto. Io sono Anna, una travel blogger veneta appassionata del territorio e delle nostre montagne. E oggi ti porto a Cima Mandriolo lungo un percorso super panoramico al confine tra Veneto e Trentino. Lascia l'auto vicino al rifugio Val Formica e immergiti nell'atmosfera fiabesca che solo la neve sa regalare. La prima parte è sulla pista battuta a riscaldamento, prima di iniziare la salita seguendo le indicazioni per Porta Manazzo. Qui il primo assaggio di panorama, per poi proseguire con il sentiero in cresta a strapiombo sulla Val Sugana fino a Cima Mandriolo. Da qui puoi ammirare come una corona le cime più alte dell'altopiano dei 7 comuni, ma anche i laghi di Levico e Caldonazzo e dietro le vette trentine. Da qui scendiamo ed entriamo verso Malga Porta Manazzo, la fatica ormai è fatta. Leggi la caption per i dettagli tecnici sul percorso e se hai domande ti aspetto nei commenti. Ciao a tutti da Marco! Oggi vi porto in volo con me alla scoperta del Veneto pedemontano, un territorio ricco di fascino e di storia, dove natura, cultura e gusto si uniscono in un'armonia unica. Andiamo! Partiamo da Bassano del Grappa, città conosciuta per il suo famoso Ponte degli Alpini. Qui potete passeggiare tra le suggestive vie del centro storico, visitare il museo Hemingway e assaggiare il delizioso torcolato, un vino di OCG dal gusto inconfondibile. A pochi chilometri di distanza si trova Marostica, famosa per la sua partita a scacchi a personaggi viventi che si svolge ogni 2 anni. Il centro storico è un vero gioiello, con la sua cinta muraria medievale e i palazzi signorili. Proseguendo verso Treviso incontriamo Asolo, un borgo medievale cinto da mura merlate, noto come la città dai 100 orizzonti. Dalle sue mura si gode una vista spettacolare sulla pianura circostante. Poco distante si erge il Monte Grappa, massiccio montuoso che offre panorami mozzafiato e sentieri escursionistici per tutti i livelli di difficoltà. Sulla cima del monte si possono ancora vedere le trincee della Grande Guerra, a testimonianza del tragico passato di questa terra. Ai piedi del Monte Grappa si trova Monte Belluna, città ricca di storia e di cultura. Da non perdere il Duomo, esempio di architettura gotica, e il Museo di Storia Naturale. Infine, concludiamo il nostro viaggio a Vittorio Veneto, che conserva il monumento al Milite Ignoto. Non mancano le occasioni per immergersi nella cultura e nella storia di questo territorio. Potrete visitare musei, castelli e ville venete, oppure partecipare a uno dei tanti eventi che si svolgono durante l'anno. E allora cosa aspettate? Venite a scoprire il Veneto pedemontano, un territorio che vi conquisterà e vi sorprenderà. Ciao!